anche a una persona, una di queste giovani produttrici, che noi siamo andati anche a visitare proprio nella sua tana, nella sua cantina, che ha anche un nome molto particolare, Terra Felice. È una, devo dire io che cosa Terra Felice? Ma siccome in qualche modo tu hai anche fatto una degustazione approfondita, allora... No, so che... Scusa, Sì, so che a te dà fastidio, no. ma Sì. a Terra Felice? Allora, Terra Felice è una realtà che nasce come costa, se vogliamo, di un grande produttore, Graziano Cardin, che è stato fra i fondatori di Vignalta, storico marchio del Colli Ugani, il primo tra l'altro a raggiungere la notorietà nazionale e internazionale, i 3 bicchieri del gambero, i 10.000 punti, insomma, di tutto e di più. E forte di questa esperienza, poi insieme con la figlia Elena ha creato questa azienda che si chiama Terra Felice, proprio sopra Arqua Petrarca, un omaggio a questi luoghi che poi evocano un po' anche di romanticismo, perché effettivamente i Colli Ugani sono smussati contrariamente ad altre asperità montuose. Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia. Questo ormai lo sanno tutti. Sì, ma ricordiamolo, perché noi abbiamo anche questa funzione, questo scopo, in qualche modo di parlare di questi luoghi perché le persone vadano e possano vivere una giornata, un weekend immersi in un ambiente particolare, quindi sia turistico, sia vitivinicolo, sia di cibo, che noi tra l'altro siamo un Scusa, ma la cosa che io volevo chiedere a te era appunto questo percorso anche sui vini, che loro ci hanno fatto assaggiare e che tu hai anche apprezzato particolarmente, direi, no? Ma fra quelli che abbiamo bevuto, c'è un rosso che è un po' la bestia nera di tutti i viticoltori, nel senso che è l'ultimo dei bianchi, il primo dei rossi è il Pinot Nero. Pinot Nero che i Cardin hanno saputo trattare molto, come direi, con molto rispetto, perché è un tipo di uva molto difficile da trattare, richiede particolari attenzioni e soprattutto le richiede quando dalla vigna si passa in cantina, perché come mi diceva anche Graziano e poi mi ha confermato Elena Cardin, loro più che definirsi biodinamici, biologici, insomma verdi, eco-friendly, si definiscono meno invasivi possibili. Quando si parla di un vino bisogna sempre considerare l'intervento dell'uomo durante la vinificazione, e questo Pinot Nero viene vinificato prima in acciaio, poi in tonneau, e quindi dei passaggi in legno ma non troppo pesanti, che conferiscono quei profumi, quei sentori di frutta, di ciliegia, se vogliamo anche un pizzico di marasca nel fondo, ma direi forse più ciliegia matura, quasi. Sono talmente tante le sfumature che si possono apprezzare in questo calice di Pinot Nero, che io adesso sto ricordando a memoria, che lascerei poi a chi va nella cantina di Terra Felice. Sì, perché poi la migliore esperienza è quella di essersi. Adesso è molto di moda parlare di turismo esperienziale, no? Parola che non si sa se è venuta fuori dall'Accademia della Crusca o meno, comunque ormai c'è, tutti la usano, lasciamola pure. Questo per dire che l'esperienza bisogna farsela da soli. E io comincio ad avere anche una certa fame, se mi permetti, so che a te dà fastidio, però quando si degusta un vino, soprattutto un Pinot Nero che ha una forza di 14 gradi, che ha un'ampiezza, che ha una corposità, che ha una struttura come quello che ho assaggiato, è d'obbligo mettere in bocca un pezzo di pane, qualcosa che ti aiuti ad abbinarlo, capisci? Tu hai iniziato quindi da questo, come dire, io ho cominciato dal pezzo forte, forse. Però sono felice, abbiamo anche altri vini. Abbiamo bevuto uno Chardonnay. Chardonnay? No, lo Chardonnay. Direi lo Chardonnay che mi ha colpito molto, anche questo, un bianco
davvero molto pulito, eseguito, direi proprio, ecco, eseguito, più che fatto, a regola d'arte. Eseguito a regola d'arte, tant'è che non fatico a credere ai due produttori che durante una loro trasferta ad Hannover questo vino abbia sostenuto, diciamo, qualche prova di confronto insieme con i loro Chablis e altri vini alsaziani. Prodotti internazionali. Esatto, internazionali. L'internazionalità del prodotto. Questo Chardonnay direi che proprio risponde a tutti quei requisiti che un buon degustatore può riuscire a cogliere. A maggior ragione un consumatore normale che troppo spesso non è abituato a questa qualità, ecco, nel senso che ci sono molti vini mediocri purtroppo ed è un peccato perché la vita è così breve. Ti dirò che tutto sommato è anche una qualità che noi possiamo avere anche ad un prezzo abbordabile, quindi è una qualità che ci possiamo permettere, quindi è inutile risparmiare l'euro, i 2 euro su un vino che effettivamente non ci lascia nulla, ma investiamo qualcosa in più, magari berremo una bottiglia in meno o anche no se possiamo, ma andiamo a scegliere un po' di qualità. Però che in questo caso non devi neanche rinunciare alla bottiglia, nel senso che i prezzi sono, adesso non li ricordo franco cantina, però assolutamente abbordabili.